Una sezione operativa dei Vigili del Fuoco di Venezia, attrezzata per affrontare l'emergenza dell'alluvione, è partita in mattinata dal Veneto per raggiungere il Piemonte per prestare soccorso per i danni del maltempo che stanno flagellando vari punti della regione. La sezione è composta di 9 pompieri con personale qualificato SAF, speleo alpino fluviale, 4 automezzi, tra cui un'idrovora e 2 barche. Opererà sotto le direttive del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino. Rimane in stato di allerta, pronta a muoversi appena ne arrivi la richiesta, la sezione operativa dei Vigili. L'emergenza infatti non accenna a fermarsi e anche se le piogge hanno dato un po' di tregua in mattinata consentendo di potenziare le azioni di soccorso, le previsioni non fanno presagire nulla di buono, con un'allerta che ora si sposta alle regioni del sud. In Liguria un pescatore è morto, mentre nel torinese un uomo risulta disperso. Si registrano fiumi e torrenti in piena nell'Astigiano e nell'Alessandrino e anche il Po e i suoi affluenti ora fanno paura. In 4 giorni è caduta in Piemonte la pioggia che solitamente scende in 6 mesi. Decisamente migliore la situazione invece a nord-est, dove non sono previste piogge, mentre a giorni dovrebbe invece concludersi l'ondata di aria calda dall'Africa che lascerà spazio a temperature decisamente più in linea con la stagione.